Salve a tutti, facciamo ora degli esercizi sulla quantità di moto. Quindi colpiamo una pallina di massa M con una certa forza F. Questa forza è 300 Newton, è il contatto, questa forza agisce per un tempo di 0,02 secondi, colpisce la pallina per questo tempo, la pallina ha una massa di 30 grammi, quindi 0,03 kg. All'inizio la sua velocità è 0, ci chiediamo che velocità raggiunge dopo questo colpo. Allora usiamo la legge che l'impulso è uguale alla differenza di quantità di moto, quindi quantità di moto finale meno quantità di moto iniziale. Quantità di moto iniziale è 0 perché all'inizio era ferma, quindi F per delta T è uguale soltanto a questa quantità di moto finale M per V. Dividiamo con M, visto che cercavamo V, e V è F per delta T fratto M, quindi 300 Newton per 0,02 secondi fratto 0,03 kg. Adesso facciamo qua il calcolo, troviamo 200, adesso il Newton lo scriviamo come chilogrammo metro su secondo quadrato, questo per secondo fratto chilogrammo, chilogrammi vanno via, questi secondi al numeratore vanno via con uno di questi due secondi al denominatore, rimangono metri al secondo come deve essere, 200 metri al secondo. Va bene, un altro esercizio, abbiamo una pistola che spara un proiettile. Allora, indicato con M maiuscolo la massa della pistola, M minuscolo la massa del proiettile. E allora, quando la pistola spara il proiettile viene spinta un po' indietro, in verso opposto a quello in cui viene sparato il proiettile, con una bassa velocità. Questa velocità con quella viene sparata indietro ho chiamato V minuscolo, e la velocità ho chiamato come V maiuscolo la velocità, attenzione, quale velocità? La velocità del proiettile rispetto alla pistola. Perché dico rispetto alla pistola? Perché abbiamo appena detto che ci interessa il fatto che la pistola viene spinta un po' indietro con una certa velocità, anche se bassa, e quindi questa è la velocità rispetto alla pistola. E adesso vediamo come calcolare. Allora, la quantità di moto iniziale, quindi qua vale la legge di conservazione della quantità di moto, non ci sono forze esterne, sono solo forze interne al sistema pistola e proiettile. Allora, all'inizio la quantità di moto totale è uguale a 0, perché è tutto fermo, sia pistola che proiettile. Vabbè, subito dopo lo sparo, cosa succede? Allora, la pistola, con la massa M maiuscolo, si muove all'indietro con la velocità V minuscolo. Questa è la quantità di moto della pistola. E poi dobbiamo vedere quanta è la quantità di moto del proiettile. Il proiettile ha la massa M minuscolo, però la sua velocità è V maiuscolo meno V minuscolo. Ma rispetto a cosa? Rispetto, diciamo, al suolo. Perché è vero che viene sparata in avanti dalla pistola con la velocità V maiuscolo, però la pistola va un po' indietro con la velocità V minuscolo, e allora è un po' inferiore questa velocità. Ok, allora adesso semplicemente andiamo a moltiplicare qua con le parentesi, e poi, perché ci interessava V minuscolo, in questo termine raccogliamo V minuscolo, abbiamo M maiuscolo meno M minuscolo, portiamo questo altro termine dall'altra parte, meno MV. E adesso dividiamo con questa parentesi. Qua abbiamo un segno meno, ovviamente, perché queste velocità della pistola e del proiettile sono una all'opposto dell'altro. Allora mettiamo qui la massa del proiettile 0,01 kg per la velocità rispetto alla pistola di 200 metri al secondo fratto, allora qui c'è la differenza delle masse, facciamo 4 kg meno 0,01 kg, sì, che sarebbero 10 grammi tra l'altro, e viene 3,99 kg. Boh, chilogrammi semplificano, qua se fate il calcolo viene fuori circa 0,5 metri al secondo, velocità quella che viene sparata all'indietro. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.